Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale I Signori di Napoli. Oggi in questo video vi voglio dare un aggiornamento importantissimo che riguarda una trattativa che il Napoli sta conducendo in maniera molto decisa per portare in azzurro un centravanti di livello europeo. C'è un aggiornamento molto importante che ci dà tutte le indicazioni, insomma, ci dà indicazioni positive sul buon esito di questa trattativa che avrebbe del clamoroso. Prima di continuare vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale I Signori di Napoli, di attivare la campanella delle notifiche e di lasciare un bel like a questo video. Allora signori, il Napoli continua la sua campagna di rafforzamento cercando di consegnare ad Antonio Conte una rosa quanto più completa per il raduno. Un punto fondamentale per il prossimo anno sarà quello di avere una seconda punta di livello, un ipotetico titolare, che possa guidare l'attacco azzurro. In queste ore vi segnalo, signori, che Manna è a Liverpool per cercare di strappare il sì definitivo della dirigenza inglese per il passaggio di Darwin Núñez in azzurro. C'è stato un contatto telefonico tra Conte e l'attaccante uruguaiano, il giocatore vuole solo il Napoli, di conseguenza il Milan è stato superato, il giocatore tra l'altro aveva confidato anche a Gargano ex azzurro la sua voglia di Napoli. Il giocatore sta aspettando il Napoli, ha già più o meno un accordo con la società azzurra per il contratto, si sta trattando con il Liverpool per il costo del cartellino. Il Liverpool chiede 55-60 milioni di euro, il Napoli sta cercando di fare leva sulla volontà del giocatore per riuscire a chiudere magari per una cifra vicina ai 45 più 5 di bonus per arrivare a un totale di 50 milioni di euro. Quel che è certo, signori, che Darwin Núñez ha detto sì al Napoli, ha avuto già, insomma, come vi ho appena detto, una chiacchierata con il nostro mister per capire, insomma, il progetto sportivo. Sarà centrale nel Napoli. È vero che c'è Romelu Lukaku, ma comunque parliamo di Darwin Núñez, un giocatore di esperienza internazionale. Il Napoli il prossimo anno dovrà competere su più fronti e quindi avere una doppia scelta è sicuramente la cosa migliore. Quindi signori, aggiornamento clamoroso, Manna Liverpool, c'è il sì del giocatore, si sta trattando con la società, non rientra più nei piani, diciamo, del Liverpool, quindi assolutamente il Liverpool si vuole liberare del suo ingaggio che è di circa sui 5 milioni netti a stagione. Ci siamo signori, potrebbe arrivare presto Darwin Núñez. Ditemi cosa ne pensate, lasciate un like, grazie per essere stati con noi.